Salve. Salve. Ciao. Oh, Allora ragazzi, questa Buongiorno, qua è la casa. Non so siamo in se... giro? Sì, vedete... Di qui. Questo qui ovviamente è l'ingresso. E alle spalle... Vabbè, di qui c'è un piccolo giardino con la piscina alle spalle. Oh, 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 cos'è che è quanto mi successo? piace gli alberi di ciliegio, mamma mia. Sono belli, sì, sì. qui c'è tipo un posto dove poter passare un po' di tempo. Dico, casomai con qualche tavolino. Sei proprio un venditore, oh. Sì. Oh. Poi ovviamente Che non c'è bello. nessun'altra casa a parte vabbè sto palazzo, ma ovviamente era abitato. Ah, la piscinetta. L'unico problema è che sto cancello di merda non si apre. Vabbè, dettagli. Basta fare così. Oh, Non so, ogni tanto sentirete qualcuno che fa bagni, ma vabbè, che dettagli. fa? Bagni in piscina. Ah, sì. E ora entro, così vi faccio entrare. Ma è la stessa dentro. Questa roba, sono tutte Eh uguali. sì, l'interno è questo qua. È Ha tutte le... possibile che ti hanno lasciato. Ma È perché possibile. a parte le case quelle là Bit che stanno sopra, Mm. tutto il resto sono tutte quante uguali così. Oppure più piccole, ma questa qua è quella più grande perché quando l'ho comprata la prima volta, quelli di Mhm. Casa Ideale, vabbè, abbiamo fatto la chiamata sull'applicativo e mi hanno fatto vedere tutte le case disponibili, ma questa qua è Mhm. quella più grande. In teoria che so che da Giustiniana a San Pietro c'è la casa di Michael dentro, Sì, sì, è vero. non questa.
Mhm. Intendi proprio quella di Michael uguale? Sì, Di sì. dentro, sì. Senti, No, Franklin, o Michael o Franklin, non mi ricordo. Infatti io avevo, diciamo, la casa sul lago, sì, cioè sì, proprio qui, sempre Giustiniana, a 500 Olivo, sì, là e sopra. avevamo casa di Michael. Sì, sì. Senti, che io sappia quelle case sono bit in realtà, No, 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 perché è stata comprata con i con soldi del gioco la casa qui, ideale, sì, 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 1,5 milioni. ma non lo so, perché ho detto io ne ho due qua sopra Giustiniana, uno intorno al 500, l'altro sono al 490, e tutte quelle Mhm. case là che stanno là sono, cioè sono, è vero che tu le compri da casa ideale, ma se non sono bit hanno gli interni quelli normali. Mm, capito. Vabbè, quello là, ma notte c'era, cioè, so che la compro con i soldi normali, cioè del gioco. Ma tu dici orso? 8, 8? ottavo, Ma era un senti, nostro amico. non lo so sinceramente se erano soldi qui, cioè euro di qua. Mhm. Però ragazzi, se vi piace ok, altrimenti non vi preoccupate, anzi, mi faccio piacere farvi vedere casa mia. No, infatti Senti, di no, fuori più è che bella. altro, di fuori Mhm. è bello, più che altro, o dobbiamo parlare con quelli di Casa Ideale a capire se all'interno ci possono cambiare arredamento. Senti, come ti ho detto, parlando fuori città, Mhm. mi hanno fatto vedere tutte le case disponibili, cioè le ho viste proprio secondo loro fanno gli interni, che ti dicono sto Sì, facendo gli anche a interni. noi le hanno fatte vedere, sì. E tutte quelle che mentre facevano vedermi, quando guardavo gli interni, erano tutti quanti questi qua. Questa qua era quella più grande. E c'era questa non arredata e arredata, però ho preferito prendere Sì, l'arredata, perché visto sta che... la casa moderna che sta sopra la camera da letto, Mhm. però il proprietario spiegò a Chanel che le case del San Pietro e Giustiniana c'erano altri due tipologie di arredamento che poteva proporre, perché appunto sono più costose. Ecco Eh, perché ti sto e dicendo, questa qua, non so. questa casa qua, anche se ci troviamo sotto Giustiniana, però Mhm, essendo sotto, cioè essendo sotto quella strada là che divide Giustiniana, mhm. questa qua fa ancora parte di San Pietro, però gli interni Ah, sono ok. questi qua. Mm, ho Cioè io vi capito. avrei potuto dire tranquillamente, no, questa qua l'ho pagata 3 milioni, 3 milioni e mezzo Mhm, di sì, sì, sì. Giustiniana, però Mhm, no, l'ho pagata a 2, vi sto facendo il prezzo quello corretto. mhm. Vabbè, non lo so, magari ci pensiamo un attimo, ma che dici? Dite Sì, voi. sì, sì. Tanto il Eh, contatto tu ce l'abbiamo nel caso non la vendi ok, ancora. ok. L'unica cosa che vi chiedo è che se dovreste scegliere questa cosa qua, avvisatemi un pochettino prima perché devo scaricare il magazzino che è pienissimo. Stai tranquillo, è Ok, ovvio, non andiamo di fretta, stai tranquillo. Infatti. ok. Volevo solo chiedere sta casa ideale, se si poteva, cioè se loro potevano farci il favore magari di cambiare di interno, solo questo. Insomma, Sì, non perché so ne voi, abbiamo ma Chanel, che comunque è nostra amica, quindi, che ho lavora lì. capito. Sì, sì. Eh, Va bene, dai, nel caso vedete un attimo se è sì, tanto possibile. lunedì dovrebbe tornare in città, perché questa settimana va a fare città. Ok, ok. Va bene, Va bene. facciamo Dai. così. Va bene. Ora di fuori e tanta roba, dai. Sì, se si va a cambiare l'interno. Ah, poi vabbè, qua non vi ho fatto vedere, però se fate un attimo di, come dire, ginnastica o parkour o chiamatele come volete, Mhm. dovreste riuscire a salire qua, qui sopra. Ragazzi, non ammazzatevi però. La mia agilità si sta andando a far fottere. Non gliela famo, Vito, non gliela famo. Devi metterti qua. Poi, ok, sì, poi vai verso il muro e salti. E c'è un mezzo terrazzino che tu potresti anche tipo arredare, mettere roba qua sopra. Niente, è vero. Mm, Ma poi è bella la posizione anche, i piedi, gli alberi di ciliegio, bello, bello.
Non vi nascondo che qui, per esempio, anche il sistema di telecamere dall'interno, vabbè, togli il fatto che qui in città sono un po', diciamo, buggatine, però Mhm. c'è la telecamera che dà all'ingresso, telecamera Sì, sì, all'interno. perfetto, perfetto. E niente, Bene, potendo. Ci aggiorniamo allora a breve. D'accordo? quindi ragazzi tranquilli, fatevi sapere voi. Mhm. Bene. Ah, A chiudere gli occhietti, è tardi, basta. ma sì, io sì, un pochettino, un'altra mezz'oretta poi vado. Adesso sì. Questa che è? La veleno, fra? È bella. È uno dei regali. No. Sposati, Vito, vedi i regali. No, no, meglio tutto mio. Ciao raga. Grazie, Vito, ciao ciao. Niente, ciao. Ah, ecco, lo sponsor di questo video. Allora, praticamente stiamo parlando di NordVPN. Non si tratta di gestire attività legali o illegali, ma bensì della sicurezza online. NordVPN, infatti, è un servizio che offre tantissime cose nell'ambito di sicurezza online, che vanno da antipubblicità, anti-malware come Threat Protection Pro, con cui ci si riesce appunto, ad esempio, a bloccare tutti quei malware su cui facciamo clic accidentalmente, dove praticamente compaiono tipo 10.000 pop-up che infestano tutto quanto, schede a destra e a sinistra. Ecco perché un pop-up che ovviamente portano a delle truffe e a scam. Quindi Nord ha tantissimi strumenti per combattere tutto quello che ci minaccia online. Comunque, in sintesi, possiamo stare tranquilli con un abbonamento mensile, annuale o biennale, perché riusciamo a coprire fino a 10 dispositivi cliccando il link qua sotto. E potete usufruire anche di uno sconto per il Black Friday, in più anche 4 mesi extra sui piani biennali. Trovate tutto qui sotto in descrizione.